col tapiro. Cosa devo questa visita? Allora, siamo venuti a portarle il tapiro, sa perché? Perché No, sappiamo che la tapirerà ciò che le stiamo dicendo. Ma ha visto il Sor Corona cosa ha fatto? Fabrizio Corona. Fabrizio Corona? Tanto questo è il premio, tenga. È per lei. Grazie, questo lo sai che io ci tengo. Allora, l'abbiamo visto in un programma che ha detto che lei, quando era giovane, aveva 16 anni, sua madre prendeva delle foto sue di nudo e le portava da Fabrizio Corona per... E anche Ilaria Brasi che a 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le foto nude. Cioè, che cosa mi puoi dire a me? Dimmi. Cioè, a me, che cosa mi puoi dire? Che a 16 anni venivi nel mio ufficio chiedendo di diventare qualcuna. Che mi vuoi dire? Devi stare solo zitta perché ti conosco, so chi sei, perché sei quello che fai. Ma come mai Sor Corona tira fuori queste cose? Ma io giuro, non lo so, cioè mia madre, a parte neanche lo conosce mia madre, penso non l'abbia mai visto. Ma Sor Corona cosa dice? Chiamiamo mia madre? No, dico, io chiedo. Ma mi fido di quello che dice lei, anche perché ha detto che c'era anche lei tante volte quando le portava le foto di lei nuda, a 16 anni. Ma Sor Corona, ma dai, ma cosa dici? Io penso una cosa, secondo me Fabrizio è innamorato di me a questo punto. Fabrizio mi ama, perché sai quelli che fanno così, cioè mi vuole conquistare. Sì, perché poi ha detto anche delle cose su Totti, che la tradiva, su Francesco. Secondo me è innamorato, alla fine la verità credo che sia proprio questa, che lui è innamorato. Fabrizio, se sei innamorato scrivimi Fabrizio, non so, fammi una dichiarazione d'amore più carina. Appunto, mettiamo le cose sul tavolo, signor Fabrizio, cioè se uno vuole, ma sì, ma ormai siamo grandi, voglio dire, no? Uno può anche dire. Non è che si deve vergognare. Perché poi ogni tanto lui tira fuori queste cose e poi si scusa con lei, poi le ritira fuori. Fa tutto da solo, perché? Ma io ormai non so, cioè non lo so. Ma come Fa niente, dai, io... Poi ha detto che lei è una scamorza. Ma come? Proprio lui che è una bufala vivente. Una scamorza sono? Sì, ha preso una scamorza e ha detto questa qua è Ilari. Se gradisci, non so, un salamino, una caciotta, noi Ascolta, sai cos'è questa? Questa è la scamorza di Ilari Brasi. Te lo ricordi la scamorza? Ma perché sono moscia? No, non lo so, ma non so cosa volesse dire io. Dici, può essere pure sto crollata a un certo punto. Ma lei è sempre una bellissima donna, vuol dire, l'abbiamo trovata così proprio d'amblè. Ma meno male che, ti posso dire una cosa, guarda, meno male che sono data pure una truccatina. Che non prima era messa peggio. No, mamma mia, dici che sto peggio uguale? No, ho detto, lei perché prima era messa peggio. Io in genere esco sempre così, capelli zozzi, struccata, invece oggi mi è beccato pure abbastanza decente. Quindi secondo lei è perché è innamorato proprio di Ilari Blasi? Non so, a questo punto voglio, non lo so, penso questo perché non lo so, cioè mia madre che porta... No dai, io la chiamo mia madre, glielo chiedo. Chiediamoglielo, perché vediamo se ci risponde, no, perché magari poi dice sì mia madre, non so. Possiamo provare. Allora, guarda, vediamo. Squilla. Mamma? No, sono nonna. Niente, nonna. Aspetta. A chi sto dando? No, me la passi un attimo, per favore? Anche in viva voce. Noi siamo tutta una famiglia. Mamma? Mamma, guarda, sei in viva voce. Sono qui con Valerio Staffelli, Striscia la Notizia, c'è presente, lo conosci? Sì. Allora, gli vuoi dire aspetta, te lo passo e lui ti fa la domanda. Sì, va bene. Daniela, si chiama Daniela. Sora Daniela, come la va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Mi scusi se la importuniamo così d'amblè in mezzo alla giornata, ma è venuta fuori una notizia che insomma dice che il signor Corona, Fabrizio Corona, dice che lei, mamma di Ilari, portava ha detto che portavi le foto mie nude. Certo, sì, ho letto di quando tu avevi 16 anni. Ma tu lo conosci, mamma, Fabrizio? L'hai mai incontrato? Mai visto? No, non l'ho mai visto. Anche perché poi quando tu avevi 16 anni lui ne aveva 23-24. Ma 23-24 anni secondo me in quel periodo stava tra i piedi di Lele Mora, occhio e croce se non mi ricordo male. Va bene, niente, dai, ti abbiamo fatto sta chiamata. Grazie signora Daniela, è stata molto gentile, grazie. Ciao mamma. Grazie. Ciao. Perché le spara così Sor Corona? Ma io... Te l'ho detto, io sono convinta. È già occupata, è sposata con suo Totti, anche se dovesse fare dei... però ci penso magari. Scherzo. Ma Sor Corona, Scherzo,